Dopo appena un minuto pericoloso il Vittoria con un diagonale di Arena che mette i brividi a Pandolfo. All'11° pallone sanguinoso perso da Peppe Pira. Arena si invola in area di rigore ma trova Pandolfo pronto alla respinta. Il tap-in dell'attaccante biancorosso finisce di poco a lato. Primo cambio per Alessio Catania dopo appena 17 minuti che perde Mazzoni, al suo posto entra il croato Olic. Prima occasione per il Gela dopo 18 minuti con il difensore Minolfi che immischia per poco, non trova il vantaggio bianco-azzurro. Al 31° Tony Scerra subisce fallo in area di rigore dal portiere di casa. Il calcio di rigore è netto e dal dischetto l'attaccante bianco-azzurro non sbaglia e porta in vantaggio i bianco-azzurri e poi va a festeggiare sotto la gradinata dei tifosi gelesi. Nel secondo tempo subito un cambio per il Gela con Caci al posto di Gradito, ma al 47° Pira va a vuoto e Olic per poco non ne approfitta, anticipato però da Pandolfo. A metà ripresa Vittoria vicino al pari, sugli sviluppi di un calcio d'angolo Iapichino colpisce la traversa con Pandolfo che sembrava battuto. Al 76° il break del Gela con l'attaccante Caci che si invola sulla destra, ma anziché servirlo sul mercato Scerra preferisce tentare l'avventura personale calciando sull'esterno della rete. Girandola di cambi, gioco spesso spezzettato, molta tensione in campo, tante bottiglie, l'arbitro che minaccia di sospendere più volte il match per le intemperanze dei tifosi e l'ultimo brivido nei 9 minuti di recupero arriva al 92°. Un altro pericolo per la difesa del Gela dall'ennesimo calcio d'angolo vittoriese, il colpo di testa di Barresi trova ancora un Pandolfo prontissimo sul primo palo. Poi tutti a festeggiare sotto la gradinata dei tifosi della Boscaglia. Il Gela è primo in classifica. È partita molto difficile su un campo ai limiti della regolarità, sul terreno di gioco ovviamente stiamo parlando. Siamo riusciti a portare a casa 3 punti preziosissimi contro una squadra che a mio modesto giudizio è una delle pretendenti a poter vincere e fare il salto della qualità sia in campionato che è andata avanti in Coppa. Conosciamo bene gli avversari e diciamo che oggi ci è andata molto bene. Sei contento per il gol? Sì, vabbè, non per il gol ma per la vittoria più che altro, che era importante vincere e metterci su qualche punto in più dal Vittoria, anche se ci sono altre 2 o 3 squadre che lotteranno fino alla fine per vincere il campionato. Sei contento della prestazione della squadra sia a livello offensivo che difensivo? Sì, a differenza della Coppa Italia siamo stati un po' più svegli sulle seconde palle e ci abbiamo creduto di più. Alla fine abbiamo trovato il gol e abbiamo saputo difendere abbastanza bene.